Una partita che sa di antipasto per la fase più gustosa della stagione. Sulmona e Cadi Antincendi Futura si giocano un piazzamento privilegiato nella griglia playoff, ovvero la seconda piazza alle spalle della capolista Benevento. È tutto pronto al Pala Nicola Serafini. Pallone che poi trova le mani di Biancofiore a negare. Pallone poi ancora calciato da Pizzetta, questa azione calabrese, poi Severo prende la mira, applausi del Pala Nicolare Serafini per lui. Santoro, si vede Liviero, pallone proprio per lui, scambio che si concretizza, ma si concretizza anche il paratone di Martino. Onorio contro Liviero, Onorio, arriva il vantaggio di Team Antincendi, Cadi Futura, la firma è di Minnella, ma ha fatto tutto Umberto Onorio. Ancora però la formazione ospite, Onorio riesce a cavarsela solo per un istante Sulmona e poi non c'è deviazione. Proprio lui va alla conclusione! Detto, fatto. Impiatta tutto, chef Marlon Severo Melao. Verticale per Cividini che riesce a prendere lo spazio, ma preciso Biancofiore che fa sembrare tutto semplice. Pallone per Sosa, accarezza l'incrocio, una ghiotta chance. Futura ce l'ha ancora, cosa sbaglia però Dos Santos. Chiude il triangolo con Pizzetta, che però non è preciso. Nicolodi riesce a tenere questo pallone, Nicolodi da solo contro tutto e tutti, Severo, le mani di Martino. Si vede Santoro, Severo in spaccata. Onorio per Pizzetta, millimetri dall'1-2. Con il destro Nicolodi. Battezza un angolo che nessuno vede, solo lui a millimetri. Si vede Villa, pallone proprio per il numero 11 di prima. Onorio, Ricci e poi arriva il 2-1 di Capitan Cividini che può valere la seconda piazza per Futura che mette la freccia col proprio numero 10. Ancora però Sulmona con Sosa. Tatu deve inventare qualcosa il Sulmona, perché ora ha anche come nemico il tempo. E ce la fa! E ce la fa! Lepadatu! Il Sulmona con questo risultato è secondo. Matematicamente si cristallizza quindi anche la seconda piazza, mentre il Benevento torna col merito in massima serie.